Benvenuti ancora qui al Gran Premio degli Stati Uniti, situato nella splendida città di Austin. Proprio qui nel 2018 Kimi Raikkonen ha stupito tutti, tornando alla vittoria dopo ben 114 gare. C'è sempre un record da infrangere, quindi mi chiedo, quale sarà il prossimo? Oggi gareggeremo nella contea di Travis in Texas, intorno alle 20 curve del meraviglioso Circuito delle Americhe. Oggi raggiungeremo velocità di circa 320 km/h con ottime opportunità di sorpasso, specialmente lungo le due zone DRS che portano a curva 1 e sul lunghissimo rettilineo che conduce alla curva 12. Come sempre sono in compagnia di Luca Filippi. Oggi vorrei chiederti di Lewis Hamilton. C'è una concreta possibilità che vinca il titolo oggi. Come pensi che affronterà la pressione? Provando a non pensare troppo al risultato. La cosa peggiore da fare in questa situazione è pensare ai se. E se vengo colpito alla prima curva? E se vengo penalizzato? E se non vado a punti? Se inizi a preoccuparti troppo, non riesci a concentrarti. La mentalità giusta è importantissima oggi. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Lewis Hamilton parte dalla pole position, accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Quindi il resto della griglia: Leclerc, Vettel, l'uomo della pioggia, e Sainz, Albon. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Qualificazione settimi, ma siamo quinti per le penalità e godo. Quindi tutto alla grande. Possiamo fare una bella gara, eh? Mamma mia. Altre penalità di Mick. È giunto il momento di scendere in pista. Basta, girerei questa. Vai raga. Si parte, Gran Premio degli Stati Uniti, Austin. Possiamo e dobbiamo fare bene. Ho frenato un po' troppo qua però. Ok. Una posizione guadagnata e si gode. Austin è una gara che mi piace moltissimo. Vabbè, prima partenza un po' così. Non pulitissimo nella mia curva preferita, la sequenza. Buona partenza, ottimo lavoro. Grazie amore. Lunghissimo, lunghissimo. Ah! Mi supera anche Sebastiano. Perso una posizione malissima proprio. Non è prevista pioggia. Mamma mia, anche Sainz come vola. Che è il mio rivale. Tanto, ma sto qua va per superarmi, va per Prati. Un cretino insomma. E abbiamo visto anche a Sochi l'errore di Charles. E andiamo, primo giro completato, ne restano solo 27. Abbiamo Bottas però dietro, ai ai ai. E anche Bottas ci supera. Non sembriamo molto veloci però, i rettilinei oggi. Puoi riprenderti quella posizione. Non so niente, cioè, mamma mia, i primi due giri veramente fatti col culo. Un inizio un po' fiappo, eh. Mamma, mi stanno sverniciando tutti, ragazzi. Male. Utilizzare il pulsante del sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Riprendiamocela, però veramente partenza difficilissima. Oggi proprio la macchina soffre in rettilineo, cosa che non è mai successa. Soprattutto vedi stabile. Un po' lungo. Tante sbavature. Vabbè. Facciamo respirare un po' il motore, ma non ci siamo, non sono per niente soddisfatto di questo inizio di gara. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti.
Adesso dobbiamo preservare i motori perché non ne abbiamo più fino all'ultima gara, E non voglio prendere penalità. Ok. Dopo sverniciato i primi, Attenzione, yellow flag. Bandiera verde. Yellow flag, cosa è successo? Qualche contatto. Ricciardo fuori. Safety car. Safety car. È entrata la safety car. Raggiungi il gruppo, ma ricorda che devi mantenere positivo il tempo delta. Safety Abbiamo una car. strategia alternativa I a box, disposizione ma sul DMF. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso. è tornata la safety car. Rallenta immediatamente. Cosa facciamo adesso? Mamma mia. Andiamo ai box, va. Proviamo ad andare ai box. Mi ha messo le medie. Qualcuno è andato, qualcuno no. Adesso dovrò tenerle di più però queste, Non dare gas. Dovrò tenerle 3-4 giri in più per poi rimetterle soft. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Ok. Speriamo di aver fatto cagate. Ok, andiamo a prendere gli altri. È tornata la safety car. Subito ritiro di Daniel Ricciardo. Speriamo sia la strategia giusta, Fiori. Cioè, non so che altro dire, sinceramente. Qua mi dice di box. Al 20° giro devo andare, 20 e 21°. Dobbiamo fare tanti giri con ste gomme, Beh, che Vettel ha messo le medium. Vediamo se si ricomincia subito, non credo. È entrato anche Verstappen. Erano tutti davanti di noi questi. Ok, si fa un altro giro in safety car. Riprendere la lotta. Adesso sarebbe bello superare subito almeno Sebastiano e dopo imbottigliarlo con Latifi e Grosjean e gli altri. Vediamo. Vediamo se è fattibile. Proviamoci. Vai. Usa la modalità sorpasso. Riprende la gara. Il distacco dal tuo compagno avanti a te è 1,5 secondi. Ok. Ok, un cazzo, sta tornando Vettel. E ce la riprendiamo. Buono, questo ci voleva proprio. Adesso pigliamoci Latifi. Devo fare veramente un giro a bomba,
Mettiamoci una macchina tra noi e Sebastiano. Sfruttata bene qua la safety car. Benissimo, ciao, dai Latifi. E spingila. Il Cume ce la fa. Ottimo, ora Verstappen come imbottigliato Max. Ok. Adesso abbiamo il Grosjean. Non devo perdere tanto dei primi. Ok. Il Cume a caccia di Romain Grosjean. Vettel adesso se lo supera ovviamente. Dai che c'è Romano da superare. Non allentare il ritmo. La vettura dietro di te non ce la fa a starti dietro, forse è a corto di carburante. No, forse è un lento maledetto il Grosjean. Con una macchina ciofeca. Perché adesso la gara sta prendendo una bella... Dopo l'inizio un po' sonnecchiante. La safety car ha rimescolato tutto. Il nostro obiettivo è Max. Il nostro obiettivo è Max. Ancora problemi per Vettel che non riesce a superare ancora la Latifi. Vergognosa la Ferrari però, eh? Si è creato un brutto serpentone. Loro sfruttano giustamente le gomme soft. Comunque hanno più trazione. Devono andare ai box, si stronzi il più velocemente possibile. Accio, Cume, occio. Adesso facciano perdere un po' del nervosismo, devo star calmo. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Vediamo se riusciamo a passare. Yes. Ciao Grosjean. Anche il Grosjean è servito. Ora c'è il conte Max Verstappen. Perché sappiamo quanto è bella Austin per noi. Ancora sempre il livello 90, che per me è già veramente tanto, ragazzi. Vediamo, siamo arrivati alla 95, la prossima stagione se la macchina va molto più veloce. Bisogna vedere un po' le prestazioni. Dobbiamo anche divertirci, raga, lo sapete. Ok, cioè Verstappen è duro perché Verstappen c'ha le soft. Quindi Verstappen ha fatto ancora il cambio soft. Fumata qua di Mick. Fumatona di Mick Schumacher, che mi sta rallentando Max, e questo è buonissimo. Ok, va nei box. I primi va nei box. State attenti alla prossima penalità. Alla prossima penalità, porca troiazza. Ok, la gente va ai box. Dai Mick, buttami fuori Max. Così Gigi vince il titolo, siamo tutti più contenti. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme morbide. La vettura dietro di te monta gomme morbide. Mick mi sta rallentando molto bene Max. Bravo Mick.
Purtroppo abbiamo Gigi però dietro. E questa non è una cosa simpatica. Ecco, vedi, adesso la macchina comincia ad andare. Attenzione, Verstappen ci prova e lo fa fuori subito. Verstappen pompa bene, eh? Però non capisco la scelta di metterle soft. Ok, abbiamo il nostro compagno. Ti prego, Mick. Guarda che mi rallenta, guarda che mi rallenta, mi fa sbagliare. Perso la posizione da Gigi. Per carità, l'avrei persa comunque, però. E adesso Max se ne va. Cioè Max, scusate, sì, Max Verstappen se ne va. Gigi ancora rallentato. Dai, Mick, fai una cosa bella, buttalo fuori. Niente, non lo butta fuori purtroppo. Ci arriva anche Vettel, attenzione, Vettel è un pazzo. Non passi. No, no, Mercedes e Ferrari le vedo superiori, niente da fare. Bellissima gara, tanti sorpassi, però quasi tutti a favore degli altri purtroppo. Per il momento va così. Yellow flag, attenzione, Leclerc fuori. Virtual safety, motore è andato per Leclerc. Motore è andato per Charles. Motore è andato per Charles. Questa è una buona cosa per noi. Quindi Ricciardo e Leclerc fuori dalla gara. Il safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok. Qua ho perso un bel po' secondo me. Con sta cazzo di virtual. E anche Charles saluta la gara. Adesso abbiamo Albon. Verstappen è tornato ai box perché aveva messo le soft. Anche Bottas farà così fra 1 o 2 giri. Dai Albon, però alle hard possiamo tenerlo dietro. Bottas comunque secondo me fa la sosta ma rimane primo se continua così. Mamma mia, che ritmo per Valtteri. Ritmo infernale per Valtteri. Verstappen vuole vincere la gara per tenere aperte le possibilità di vincere il mondiale. Hamilton è in testa. Però Gigi è primo. Adesso vediamo. Oddio, che palle. Devo togliere sta roba se possibile. Strategia giusta, tanti hanno messo le hard. Fuori, esci ora. Ma vai ragazzi. Attenzione alle gomme, non Abbiamo preso questo gruppetto, l'abbiamo preso. Adesso devo cominciare a volare. Mamma mia che sorpasso. Mamma mia, doppio sorpasso beffardo. Zona point. Sto tirando come un forsennato.
Questi non hanno più gomme, raga. Questi non hanno più gomme. Guarda che trenino, vedo proprio le gomme massacrate. Questi hanno le hard a 52. Guarda Gasly, ma vai a fare in culo Gasly. Guarda. Si inventa il sorpasso della vita Gasly. Ma porco Diaz. L'anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. C'è una nuova strategia disponibile sul Ma DNF. vaffanculo. Sì, ciao. Alettone è andato. Sì, ma è colpa... Vabbè, vaffanculo Gasly, ma veramente. Adesso è durissima. Ma porca miseria. Che pippa obesa che sono. Vai che ci siamo, dobbiamo prendercelo Gasly adesso. E vaffanculo Gasly. Mamma mia, non ho più lettone, fio. Non ho più la lettone. Sì, vabbè, il cazzo di Gasly in quel... Sono troppo irruento, non riesco a avere la tranquillità. Vedi, non la prendo in pieno, Potevo prendermeli tutti questi. Incredibile. Ma sto buttando via per colpa dell'alettone rotto. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Incredibile. Devo arrivare tranquillamente quarto con queste gomme. Faccio troppa fatica, non riesco più a farla a velocità piena, nessuna curva. Che bello. E guarda sti bambocci. Tutti purtroppo sono il DRS. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Proviamoci. Ciao Seb. Mamma mia. Sono senza lettone praticamente, con le gomme come usurate. Anch'io adesso, però loro le hanno distrutte, cazzo. Mamma mia che gara. Questo è un problema, una delle curve che guadagno di più, non riesco più a farla in pieno. Se supero questi poi sono tranquillo, dai Cube, dai provaci. La strategia comunque era corretta, io sono un deficiente. A rompere gli alettoni così. Però non è finita ragazzi, non è finita, io ci credo. Non mi interessa se mi ritiro, ma devo provarci. Potrei andare ai piedi del podio. Però. Guarda Vettel. Non passi Seb, non passi, mi dispiace. Però siamo fuori di RS adesso. Non ce la faccio più. Non ce la fa più. La macchina è andata, raga. Tanto doppiette Mercedes che vanno a vincere, penso, il mondiale. Non la teniamo più. La vettura che ti precede è 1,6 secondi. Occasione sprecata veramente. Devo finire quarto con la strategia. E invece, se va bene settimo. Non ce la faccio più. Già, le gomme non sono più fresche come prima.
E la macchina fa fatica a queste condizioni. Con la lettone a posto se la facevo tranquillamente. Geolaps Remanang. Sto anche attento che se taglio prendo la penalità. Speriamo di non avere noi penalità per i contattini, le robe. No, mi sembrano comunque contatti di gara. Vettel mi supera, incredibile. Seb ci riprova. No, no, ma non passi, vecchio. Mi dispiace. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok. Stanno cominciando l'ultimo giro le due Mercedes, imparata proprio. Che palle. Only Mercedes anche nei giochi per il momento. Siamo stufi di sto dominio palloso, veramente. Dai, ritiro di Gigi, ti prego. Niente, ormai non ce la faccio più a prendere gli altri. La macchina è presa troppo male. Vettel ci riproverà purtroppo. Sei all'ultimo giro. Peccato, ma errore mio. Solo guarda quanto ho perso negli ultimi 2 giri. Gli alettoni servono per qualcosa, Care vecchio Kume. Il distacco dalla vettura davanti è 4,5 secondi. Mamma mia, vicinissimo Seb. Ancora ci prova Seb. Vince Bottas però, non lascia passare Gigi. It's incredible. Vediamo se vince lo stesso il mondiale. Ok. Praticamente no. Mamma mia. Lotta bellissima con Seb. Mamma mia, guarda Seb, cosa sei non ci credo. Ma guarda come mi ha buttato fuori. Ma non ci voglio credere, Seb. Ma quanto schifo fai. Ma vaffanculo. È la fine della gara, ci vediamo nel parco. Settimo, sono senza lettone. Arrivo senza lettone ai box. Pilota del giorno Mick Schumacher, bene. Ha preso qualche punto? Non ha ancora vinto il titolo, forse? Quasi, però. I piloti si avvicinano al podio dopo una gara che definirà Grande Valtteri. Ancora una volta la vittoria aspetta le frecce d'argento. Sì, un successo meritatissimo per la Mercedes. Vediamo cosa è cambiato nella classifica 12°. piloti. Nonostante gli sforzi in pista, in Verstappen ha preso anche la penalità. non c'è più molto margine. Allora Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Direi che la Finlandia l'ha fatta da padrone. In questo caso mi riferisco a Bottas. Grande velocità e no, sono scontento, però veramente qui ho tanti errori ho fatto. Con una gara più pulita portavo a casa il 4° posto, sono sicuro. 2 gare rimaste, siamo 20-20. Ok. Bravo Mick che va a livello 7. Soldini che arrivano. 3 gare alla fine, ragazzi.
3 fottutissime gare. Buongiorno capo, sono appena state accreditate le entrate settimanali dei nostri sponsor. Ok. Andiamo bene, i costi non superano le entrate. Benissimo. Ricerca e sviluppo. Non ho soldini. Ok. Questo non possiamo. Aumentiamo il ritmo. Perfetto, entro il 5 novembre arriva. Ormai è un bel fenomeno, Perfetto. E andiamo in Messico. Buono raga, saluto del comandante veneziano, Mick sta crescendo bene, noi sono soddisfatto, il problema è che abbiamo sprecato un quarto posto per la foga e l'incapacità mia di far sorpassi puliti nelle situazioni più estreme degli ultimi giri. Vabbè raga, saluto del comandante veneziano, ciao!